tanto per me tornare a Palermo e tornare a casa, quindi ci torno sempre volentieri. Infatti 2 settimane fa ero qua in vacanza, quindi tornare a Palermo è sempre una bella atmosfera, una bella emozione. In più se ci mettiamo che siamo qua per questo camp, ma soprattutto per questi ragazzi che stiamo cercando di fargli capire cosa vogliono dire i valori sani dello sport e cosa vuol dire fare sacrifici per arrivare in alto. Grazie alla nostra esperienza in questi giorni stiamo appunto mettendo a disposizione tutto quello che abbiamo per istradarli nel calcio, quello bello, quello che conta e quello che abbiamo fatto, che abbiamo avuto la fortuna di fare noi. È chiaro che non sarà grazie a questo camp, o sarà anche grazie a questo camp che i ragazzi magari avranno delle possibilità. Per noi è un'esperienza bellissima, perché comunque vedere la felicità nei loro occhi giorno dopo giorno, col caldo che fa, con la fatica che fanno e tutto quanto, essere sempre più contenti, sempre più entusiasti, sicuramente ci dà una grossa spinta e siamo ben contenti di far parte di questo progetto. Ma guarda, come ti ho detto prima, il caldo la sta facendo da padrone e quindi sai, allenarsi di mattina appunto sul sintetico non è proprio il massimo, però vedere la voglia, la passione che ci mettono è invidiabile, quindi questo sicuramente è già una base importante per costruire qualcosa di grandioso per il loro futuro, che poi dopo non vuol dire arrivare a giocare in nazionale o arrivare in Serie A, però vuol dire sicuramente avere una base importante sulla quale poter lavorare, sulla quale poterli far crescere in un certo modo e soprattutto per toglierli dalla strada. Ecco. Beh, sicuramente è una crescita in tutto, no? In teoria da cosa dicono, da cosa hanno detto i vertici da quando sono arrivati a Palermo, che stanno programmando la scalata verso la Serie A, e credo che questo qua sia l'anno giusto, no? Perché comunque l'obiettivo dello scorso anno erano i playoff e il Palermo è arrivato in semifinale dei playoff, e quest'anno se bisogna fare qualcosa di più, di meglio, se si parla di programmazione vuol dire vincere il campionato, quindi stanno allestendo una squadra importante, una squadra forte, una squadra dove stanno cercando di dare competizione in ogni ruolo, quindi avere un doppio ruolo, e quindi penso che sia, e speriamo che sia l'anno giusto, anche se conosciamo benissimo la Serie B, che è lunga e difficile e complicata, ci sono tante squadre attrezzate, tante squadre forti, tante squadre anche di nome come il Palermo, quindi non sarà semplice, però ecco, se il Palermo vuole arrivare in alto sicuramente non si può spaventare delle altre. Beh, il fatto che non giocasse nel club e che giocasse titolare nell'Under 21, questo è uno dei paradossi dell'Italia, no? Perché comunque in nazionale ci devono andare quelli che fanno vedere di essere bravi, non quello che dicono di essere bravi, anche se a me il ragazzo piace tantissimo e secondo me ha un futuro importante davanti a sé. È chiaro che poi dipende da lui, è giovane, giocare a Palermo soprattutto per il portiere non è semplice, però è chiaro che adesso la società è un bivio, perché comunque ha preso un portiere di esperienza, un portiere che 2 anni fa è stato eletto come il miglior portiere della Liga 1, quindi sicuramente un portiere che non viene qua a fare la riserva a un ragazzo di 20 anni o poco più, quindi ci sarà un bel dualismo. È chiaro che conta poi il rettangolo verde, l'anno scorso Piacelli era partito bene, quindi dal momento in cui tu parti con delle gerarchie è giusto mantenerle, poi dopo il cambio di allenatore ha cambiato un po' le gerarchie, quindi Desplanes ha avuto la possibilità di mettersi in mostra anche solo per poche partite, però adesso sta a lui, ha tutto il futuro davanti a sé, sa che il suo competitor è un ragazzo forte, un portiere di assoluto valore, e starà poi dopo a loro dimostrare sul campo chi è più forte. Ma guarda, ce ne sono tanti piccolissimi che forse quando io sono andato via da Palermo o erano appena nati o comunque non erano ancora nati, che si ricordano di me come se avessi smesso ieri, quindi questo mi fa molto piacere. È chiaro che tutti quanti mi chiedono del rigore di Ronaldo, quindi questo è sicuro, anche se non l'ho parlato con il Palermo, però è la prima domanda che mi fanno, e poi dopo è chiaro che, come ho detto prima, il ricordo è ancora vivo, infatti molti mi dicono che potrei ancora giocare, io ho detto che va bene così, per adesso insegno a loro e che è la cosa migliore. Guarda, io sono stato uno dei primissimi giocatori italiani ad andare a giocare in Grecia, è chiaro che era un campionato di secondo livello in confronto a quello italiano, però mi ha dato la possibilità di giocare la Champions League, di giocare la vecchia Coppa UEFA, quindi di competere contro campionissimi, quindi questo sicuramente per me è stato importantissimo. Io dico sempre che l'esperienza all'estero ti arricchisce a 360 gradi, prima come uomo, perché comunque sei tra virgolette un ospite in un paese ospitante, e soprattutto
appunto le abitudini, i metodi, la religione, le abitudini, quindi sono tante le cose per la quale tu poi dopo la lingua devi crescere, devi migliorare, quindi io la consiglio vivamente. Poi dopo ora abbiamo visto che anche in Italia c'è l'invasione oramai degli stranieri, no? Più del 60-70% delle squadre è pieno di stranieri, quindi io penso che anche se negli ultimi anni tanti italiani stanno andando all'estero, che sia arrivata l'ora che appunto che si va fuori e che si fa esperienza, perché poi dopo il calcio non c'è solamente in Italia, ma come abbiamo visto c'è in tutto il mondo ed è cultura, quindi ti ripeto, sia a livello professionale ma soprattutto a livello umano, soprattutto poi se hai dei figli ancora di più.